Martedì 24 agosto, San Bartolomeo Apostolo. È il 236esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 129 al termine. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:03. La luna si leva alle 21:27 e tramonta alle 8:20. Dall'alto del campanile di San Marco, Galileo Galilei prova il cannocchiale che egli ha appena scoperto. I senatori veneti fanno a gara nel chiedere spiegazioni sull'uso dello strumento. Non si stancano di guardare attraverso le lenti, si meravigliano di vedere così da vicino Chioggia, Treviso, Conegliano e altri paesi. Più tardi, recatosi in Palazzo Ducale, lo scienziato farà atto di donazione a Venezia del primo cannocchiale. Le previsioni per domani. In pianura prevarrà un cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti sparsi sulla fascia pedemontana dal pomeriggio. In montagna variabilità con spazi di sereno anche ampi, ma alternati ad addensamenti sparsi dalle ore centrali. Si potrà verificare qualche precipitazione sulle zone montane ed occasionalmente su quelle pedemontane, per lo più a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale. Le temperature massime diminuiranno, salvo leggere controtendenze in quota.